di Giuseppe Denaro, La celeste tragedia. Maria Teresa e Onofrio s'avviano a sposare, ma un incidente d'auto li vosi massacrare. Essendo puri e vergini, fedeli al Vangelo, s'arraccanarono subito mano manuzza in cielo, e l'este s'appresentarono lo due in paradiso, un San Petro affabile l'accoglie con sorriso. Pace, dice lo giovane, prima che noi trasiamo, cercate presto un parroco, sposare ne volemo, perché è cosa logica, per vivere contenti e dopo bisogna trasere insieme ai sacramenti. Si commuoveva l'apostolo, che approva, estasiato, dice: figli carissimi, è giusto suddettato, uno qualunque capito, che poi su tutto uguale, un cappellano, un vescovo, un papa, un cardinale, commosso, con lacrime lava, barba e mustazzo, poi c'è una schiera d'angeli parte che pare in razzo, e dopo un giorno, eccole all'orizzonte attorno, San Petro insieme all'angeli che sono del ritorno. Le due picciotte allegre si vasano amorose, dicendo l'uno all'altro: presto saremo sposi. E guardando la nuvola che viene di lontano, come Francesca e Paolo si tengono per mano, torna lo santo apostolo con l'ali socalate e l'angeledde ghiancino tutte mortificate. Grida San Petro: Ierutali, guarda che porco munno, in paradiso, credetemi, parrini non ce ne sono.